L'ultimo caso è capitato ieri pomeriggio a Silea, quando una sessantenne è crollata a terra vittima di un arresto cardiaco. Solo il pronto intervento delle amiche, che hanno eseguito la manovra di riattivazione delle pulsazioni, ha permesso alla donna di sopravvivere. Manovra che hanno eseguito seguendo le indicazioni date via telefono dai sanitari del 118, mentre in zona arrivava a tutta velocità un'ambulanza. Una storia a lieto fine quasi anticipata dall'esercitazione di sabato in Piazza dei Signori, con gli uomini del SUEM che spiegavano come si possono salvare i 450 trevigiani che ogni anno vengono colpiti da arresto cardiaco. Non è difficile, è faticoso. Mostriamo con l'ausilio dei manichini nell'adulto come riconoscere che una persona è in arresto cardiaco e che cosa fare concretamente, quindi le manovre di rianimazione cardiopolmonare, e nel bambino insegniamo cosa fare in caso di soffocamento e ovviamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare nel bambino. Capacità di intervento e sangue freddo in momenti fondamentali per salvare una vita, dimostrazioni seguitissime quindi dai trevigiani. Siamo sempre felici perché l'anno scorso e anche quest'anno l'interesse è altissimo, soprattutto devo dire per quanto riguarda le problematiche legate al soffocamento e all'arresto cardiaco del bambino.